Cari amici del web, benvenuti a Sicilia Opera Academy. Oggi ci troviamo in compagnia di Stefania Gamba, agente lirico della YAP, Young Artist Program, una sezione dell'atelier musicale di Fedeli. Stefania Gamba ci è venuta a trovare a seguito anche di una precedente audizione che ha fatto la YAP presso la nostra accademia, e in quell'occasione è stata qui Priscilla Baglioni. L'audizione ha avuto dei frutti e di questo noi siamo molto contenti, perché sono stati attenzionati dei ragazzi, due dei quali sono seguiti con maggiore attenzione, altri sono in fase di studio diciamo da parte delle due agenti in questione, e niente, quindi ovviamente si sta ripetendo questa esperienza sperando che porti ulteriori frutti e nuovi sviluppi. Però cedo il microfono a Stefania Gamba, che ci parlerà di YAP, di quali sono le iniziative che porta avanti appunto per i giovani, e quali le prospettive lavorative e di studio che si possono offrire a loro, che si avvicinano al mondo del lavoro. Salve a tutti, come ha detto William, mi occupo di questa sezione giovani all'interno di Atelier Musicale insieme alla mia collega Priscilla Baglioni. Il nostro intento è quello di seguire non solo cantanti lirici già formati e quindi pronti per la carriera o che già stanno cantando, ma seguire anche ragazzi in fase ancora di studio con grosse potenzialità e che quindi nel futuro possono arrivare a calcare palcoscenici anche importanti. In questo senso li accompagniamo durante il periodo finale, diciamo, ovviamente di formazione, facendogli fare delle masterclass piuttosto che delle audizioni per progetti giovani, seguendo un percorso che si spera sia sempre più in crescita, ecco. Stefania Gamba ha una notevole esperienza nell'ambito formativo dei giovani, perché da molti anni segue i masterclass del maestro Marcello Giordani, e quindi ha avuto modo di sentire tantissime voci giovani e di vederle crescere e di aiutarle nello sviluppare le proprie potenzialità. Possiamo anche fare i nomi dei due artisti che lo YAP ha audizionato qui presso di noi? Dobbiamo, prego, puoi dirlo tu stessa. Sì, sono uno il soprano Paola Rovellini e l'altro il basso catanese Emanuele Cordaro. Con entrambi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso finale, diciamo, di formazione e quindi di seguirli in questa fase finale della loro formazione a livello di studio. Abbiamo già anche fatto qualche audizione e hanno, non mi voglio sbilanciare, però in cantiere qualcosa di interessante, quindi Sicilia Opera Academy funziona perché insomma vengono persone molto interessanti, poi vedo che la struttura è anche bellissima, siamo in Sicilia e quindi io consiglio anche a tutti i ragazzi che vogliono farsi seguire e vogliono fare delle masterclass con insegnanti o direttori artistici piuttosto che agenti del settore di venire a Sicilia Opera Academy. Grazie Stefania per la pubblicità, che però so essere davvero quello che pensi, perché ci conosciamo da parecchio tempo e c'è una stima reciproca. Grazie mille per le bellissime parole che hai dedicato alla nostra struttura, e grazie anche per il lavoro che stai facendo per gli artisti che hai citato poc'anzi e per altri che hai conosciuto già in passato e che spero potrai conoscere oggi. Non l'ho detto nel cappello introduttivo di questa intervista. Ci troviamo a Sicilia Opera Academy però in occasione del masterclass del maestro Paloscia, il direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno. Ok, allora adesso si sta per svolgere l'audizione, quindi ascolterai queste belle voci, incrociamo le dita, speriamo di trovare qualche nuovo talento da portare avanti. Ok, grazie Stefania per essere venuta. In bocca al lupo a tutti.